Il Polesine si conferma il motore agricolo del Veneto, ma servono più investimenti. Rovigo ha raggiunto il primato regionale nella coltivazione di frumento, mais, soia e barbabietola da zucchero. Dall'altro lato della medaglia però la carenza di irrigazione è una delle principali sfide, con solo il 46,6% dei terreni irrigati e il resto che soffre della risalita del fenomeno del cuneo salino, che potrebbe compromettere ulteriormente la produttività agricola. Mette quindi in luce una necessità urgente di investimenti in infrastrutture idriche. Ma le sfide non finiscono qua, servono strategie concrete per supportare le aziende agricole tra cambiamenti climatici, costi elevati e burocrazia. Credo che il futuro dell'agricoltura sia e debba essere naturalmente attraverso i giovani, ma soprattutto attraverso l'innovazione. È impensabile poter fare l'agricoltura come 100 anni fa. Dobbiamo ridurre i costi, efficientare i sistemi e riuscire ad incidere sui costi di produzione. Automaticamente il reddito degli agricoltori aumenterà, seppur in un momento difficile, considerato che aumenta soprattutto se si accorciano le filiere e si lavora di filiera. L'agricoltura vive un momento di difficoltà, in particolar modo nel Polesine, dove coltiviamo le commodity, quindi le colture estensive, soia, mais e grano. Per fortuna ci sono altri settori che vanno un po' meglio. Noi siamo particolarmente preoccupati proprio per questo territorio dove abbiamo queste colture che da alcuni anni soffrono in particolar modo di costi di produzione molto alti e di prezzi di vendita molto bassi. Una soluzione o le soluzioni sono sicuramente quelle che sono i processi di filiera, i contratti di filiera che potrebbero dare alle nostre coltivazioni un valore aggiunto superiore rispetto a quello attuale. Ma non per questo ci si deve votare alla rassegnazione, ma una reazione di fronte a un futuro sicuramente incoraggiante, cui gli agricoltori italiani sono pronti per affrontare la sfida perché sono i migliori al mondo. Il Made in Italy è apprezzatissimo, un valore aggiunto che noi dobbiamo sfruttare, tra virgolette, ma dobbiamo essere pronti e trovare le soluzioni migliori per farle. E per dare un futuro all'agricoltura bisogna mettere in campo l'adozione di tecnologie digitali. Nonostante i progressi in meccanizzazione, emerge poi una spinta verso l'innovazione e la sostenibilità per garantire e confermare il primato del Polesine.